Chiamiamo la redazione. Le macchine sono di là. Ci mettiamo davvero un minuto. Vado? Ma il segnale ce lo stanno dando? Ci siete? Infatti è una campagna sarda che si è concretizzata, insomma, dal vostro punto di vista nel migliore dei modi. Quanto era importante la Sardegna per voi conquistarla? No, è importante per i sardi, per gli ospedali sardi, le strade, per portare il metano, per aiutare le industrie in difficoltà, per chiudere la vertenza dei pastori, quindi è un'enorme soddisfazione perché fare un bagno di folla che mi è costato la camicia, però come questo a Cagliari è emozionante, però ci dà una responsabilità enorme, dobbiamo cominciare a lavorare subito, far bene, sono felice, però piedi per terra e si lavora. È la vittoria di Solinas o è la vittoria di Salvini? No, è la vittoria dei sardi, hanno cambiato, c'era una sinistra che evidentemente ha mal governato e quindi hanno scelto il cambiamento, che la Lega poi sia il primo partito, siamo il primo partito a Iglesias, a Oristano, quando non c'eravamo fino a 4-5 anni fa, è un'enorme emozione, ci siamo, non vediamo l'ora di passare dalle parole ai fatti. Il diritto alla legittima difesa sarà legge entro marzo? Sì, è in calendario alla Camera martedì, passerà entro la settimana prossima, poi c'è l'ultimo passaggio tecnico al Senato e quindi i rapinatori avranno qualche diritto in meno e gli aggrediti avranno qualche diritto in più. La Lega in Sardegna è andata molto bene, invece tracollo del Movimento 5 Stelle. Cosa cambia a Roma? No, cambia poco, sono elezioni locali, i 5 Stelle non hanno mai avuto tradizione, sono nati da poco, tradizione amministrativa locale, quindi fossi in loro non mi preoccuperei. Ha chiamato Berlusconi? No, però ci sentiamo perché c'è la giunta dell'Abruzzo da chiudere, ci sono le elezioni in Basilicata il 24 di marzo, e quindi con lui i rapporti sono e rimarranno buoni. Con qualcuno in Forza Italia che si pensa a Berlusconi, parla non di Berlusconi ma non è Berlusconi, non mi interessa avere a che fare. Il centrodestra unito vince e questo è il messaggio che passa alla Sardegna? Abbiamo vinto 6 elezioni su 6, quindi evidentemente però il centrosinistra perde, perché erano tutte amministrazioni di sinistra che sono passate dall'altra parte, quindi vedremo di essere più bravi noi e fra 5 anni di riottenere la fiducia dei sardi. Partenza Pastori, adesso quali sono le prossime tappe? Il Ministero dell'Interno è aperto. Adesso oggi chiederò, se c'è bisogno tornerò a fare da mediatore, testone, a metterli intorno a un tavolo, sperando che non ci sia qualche industriale che si dà per assente o pensa di avere a costo zero quello che è il frutto della fatica di migliaia di persone. Si troverà l'accordo? Yes. Ministro Salvini, confermato. Doppio. Ciao a tutti, grazie. Bravo Matteo! Bravo Matteo! Popolo sovrano, Salvini, una domanda.